Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali. Sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di fare il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà. Piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta, nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione, altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene.